Sì, quello della lingua. Cosa si fa prima? Prima minoranza? Sì, minoranza. Prima minoranza. Eccoci qua, buonasera a tutti. Riccardo ci sei, dottor Venier c'è, ci sente, il microfono è acceso. 2 punti all'ordine del giorno. Il primo punto. Stavo commissione? Sì. Primo punto all'ordine del giorno, legge 15 dicembre 99, 482, richiesta di riconoscimento tutela minoranza linguistica friulana. La legge 482 appunto che prevede che tra le lingue e le culture oggetto di tutela che venga inserita anche la lingua friulana. Questa proposta di delibera non è soggetta a parere tecnico. Passo un attimino la parola al sindaco che la illustra al meglio. Prego, signor sindaco. Sì, buonasera a tutti, rinnovo le scuse per il ritardo. C'è una legge regionale del 2020 che stabilisce che ci sono delle aree a confine con il Friuli Venezia Giulia che possono essere oggetto e riconosciute come aree dove sono insediate minoranze linguistiche. A tal fine noi pensiamo che sia un miglioramento dal punto di vista sì, anche didattico, ma non solo, di portare a conoscenza di tutte le scuole di tale possibilità. Per quanto riguarda, dice la normativa, nello specifico la minoranza friulana, il Consiglio Provinciale di Venezia ha riconosciuto che nei comuni di San Michele, Taglio Veneto e Cinto Camaggiore sono insediate minoranze linguistiche e che tale lingua minoritaria risulta anche essere di uso comune anche nei comuni di Concordia, Sagittaria, Fossati di Portogruaro, Gruaro e Portogruaro, determinando conseguentemente l'opportunità di estendere la tutela della stessa anche a tali aree. L'obiettivo di tale approvazione di questa delibera è di chiedere che il Consiglio metropolitano della città metropolitana di Venezia ricomprenda l'intero territorio del nostro comune nell'ambito territoriale nel quale si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla legge 482 del 99, quindi legge nazionale. Non nascondiamo che questa delibera si ripercuote anche nelle normative e nei rapporti che si hanno poi soprattutto nelle scuole, e per esempio ci può essere la possibilità di avere dei parametri diversi, per esempio non più avere il minimo degli studenti nelle classi di 15 persone di alunni ma di 10. Questo dà modo che soprattutto a confine col territorio friulano questo ci dà la possibilità ulteriore. Prego? No, il microfono. No? Ah, non hai acceso il microfono? Scusa, avevamo tolto il microfono e quindi io avevo già fatto un'introduzione, scusa Riccardo, non avevamo tolto il microfono noi, ma te lo ridico in breve. Abbiamo ripercorso la normativa per quanto riguarda la legge 482 nazionale che introduce la possibilità per il territorio di Portogruaro di rientrare nell'area di ambito territoriale nel quale si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Significa portare anche didatticamente all'interno delle scuole questi passaggi culturali, quindi la conoscenza della lingua, conoscenza degli usi e dei costumi di queste minoranze, e ci dà modo anche di essere parametrati per quanto riguarda
la scuola, per esempio, dicevo, sul minimo degli alunni che devono essere garantiti nelle varie classi. È un passaggio che noi facciamo per garanzia, per miglioramento, e va tutto vantaggio della nostra area, anche se rispetto agli altri comuni, dobbiamo essere sinceri, non è un'area propriamente friulana, ma le minoranze anche nel nostro comune, magari nelle aree più a confine con Fossalta di Portovaro, penso a Lugnana, penso nelle aree verso Fossalta, verso Cinto, ci sono proprio queste famiglie che ancora parlano e hanno questi ricordi, queste usanze. Se ci sono domande, sono qua. Scusa Riccardo per il microfono, scusa ancora. No, ma Scusaci. ho capito. Qualche richiesta? Io ho una richiesta. Giusto per capire, visto che non c'è un percorso un pregresso rispetto a come mai è emersa adesso la necessità di fare, non sto esprimendo un giudizio, proprio qual è il motivo per cui nasce questa delibera oggi? Perché noi, nel momento in cui è nata la difficoltà delle scuole a Sumaga e a Pradipozzo e a Lugnana, perché anche a Lugnana c'è un grande problema, abbiamo analizzato dal punto di vista legislativo quali erano le possibilità e abbiamo trovato che c'è questa normativa che ci dà la possibilità, tramite un percorso didattico-culturale, anche il percorso di rispondenza alle nostre esigenze. È una cosa in più, non siamo obbligati ovviamente però l'abbiamo scoperta approfondendo, elaborando, parlando con i sindaci, nostri colleghi della conferenza dei sindaci, e siamo arrivati a questa conclusione. Ovviamente prima io non c'ero e quindi non so dirvi, ma non è nato per caso, è nata proprio discutendo con tutti i sindaci e con tutte gli assessori che sono a disposizione su questo tema, per capire se c'erano delle possibilità. Domanda, forse non sapete neanche voi, nel senso che non è prevedibile, però magari se lo sapete chiedo. Avete già un'idea di che numero, in quel modo amplierebbe un po' la platea scolastica, l'utenza scolastica? L'utenza da 15 persone, che è il minimo per le classi normali, all'interno delle nostre aree di protezione di minoranze linguistiche dovrebbe essere sicuramente a 10 alunni. Posso? Sì. Anche se non faccio parte della Sì. No, sapete per caso, dovreste averle, o perlomeno sarebbe opportuno che ne venissimo a conoscenza prima del Consiglio Comunale. Le iscrizioni si sono chiuse e sarebbe interessante capire quanti effettivamente sono gli iscritti a Sumaga, 12. a Pradipozzo, 9. a Lugnana, 5. 5, ma mi sembra che siano aumentati con... ritardi? Aumentati. Perché c'è tempo, Perché c'è tempo fino a fine luglio di chiudere le iscrizioni scolastiche. Ma lui ha chiesto a oggi. Questi numeri sono un po'... E quindi però avete parlato, mi scusi signor Sindaco, avete parlato con i dirigenti scolastici interessati? Certo. E Giussano? Sono a posto, sono tranquilli. Momentaneamente. Hanno già coperto. Cioè ce l'hanno già? Sì. Perfetto. Ok. Era una... Sì, non c'è l'urgenza di avere il numero, perché adesso le iscrizioni continuano, poi si modificano, poi la gente si sposta, gli alunni corrono con le famiglie, cioè c'è una certa elasticità. Dire adesso quanti saranno non lo sa neanche il dirigente, lo sapranno a giugno, luglio addirittura, per cui c'è tempo da parte loro di chiudere il numero di iscrizioni. Noi ovviamente dovremo cercare in tutte le maniere di avere una sicurezza che queste 3 frazioni hanno già, non a giugno ma a maggio, la certezza che hanno gli alunni il numero indispensabile per poter aprire. Ma lo scopo è più che sia portare avanti le tradizioni che ci sono nel territorio, certo, al di là delle opportunità, certo, che andiamo a cogliere. Ma ci sta anche perché Portovaro è da sempre, non soltanto in questo ambito, definita area di confine, quindi ci sta perfettamente questa normativa.
Poi, rispondendo al collega Vigini, potrebbero esserci da qui a luglio, potrebbe anche esserci la variante dei profughi ucraini, quindi potrebbero aggiungersi anche dei profughi ucraini nelle classi, visto che c'è tempo per normativa fino al mese di luglio. Quindi da qua a luglio possono modificarsi tante cose rispetto ai numeri, si intende, quindi io metto in campo anche la possibilità che ci possa essere qualche alunno che Portovaro ospiterà di nazionalità ucraina. Certo. Sì, il combinato... Signor Sindaco, scusa, non vorrei che passasse la notizia che per favorire la diminuzione delle classi, la notizia deve passare perché dobbiamo portare avanti come si dice, una tradizione che è nel nostro territorio. Questo è lo scopo della delibera, non tanto la diminuzione degli alunni, pervenga perché ci saranno altre come si dice, agevolazioni o altri contributi che verranno. Questa è una conseguenza di cosa vogliamo fare nel nostro territorio, portare avanti le nostre tradizioni. Diciamo che è una conseguenza importante, ma non è la primaria, importante perché proprio la nostra ricerca è stata quella dopo ovviamente anche la tradizione culturale e la cultura di questa fascia ci sta tutta. È un miglioramento sapere anche il concordiese è una lingua che è nata dal friulano e quindi da questo punto di vista non è che facciamo niente di diverso da quello che dovremmo sempre fare. È risaputo che il concordiese è una lingua nata dal friulano. Infatti anche la zona di Noiano È una lingua, è completamente diversa da noi. Completamente diversa. Anche la zona di Noiano parla con È proprio un slang. Allora, diciamo che diceva prima il consigliere Rodriguez, è riconosciuto da tempo che comunque Portovaro faceva parte della patria Friuli come territorio. Portovaro e il suo territorio facevano parte della patria Friuli, che poi nel tempo ovviamente come in qualsiasi zona viene sempre innovato e anche diluito dalle nuove entrate le popolazioni sono migratorie, quindi si è perso un po' le cose. Rinnovare e rafforzare queste come diceva l'assessore Gernato, queste nostre radici è sempre importante, credo sia sempre importante. L'iter tra l'altro prevede anche un passaggio, da quello che ha detto il sindaco, in strutture superiori a noi. Di solito quando si hanno impegni importanti su sanità, scuola, viabilità, eccetera, eccetera, ci si rivolge sempre agli organi superiori. Volevo chiedere se sono stati interessati i consiglieri metropolitani della nostra zona. Allora, sono stati interessati perché c'è stata una raccolta di firme che andrà direttamente, che anche questa è propedeutica, una raccolta di firme dei consiglieri perché devono essere fatte insieme alla delibera consigliare, anche i consiglieri che la chiedono, e c'è già una raccolta come ben lei sa, e verrà trasmessa e verranno fatti partecipi nel momento in cui il Consiglio Comunale delibera questa proposta, verranno fatti partecipi tutti i consiglieri, ma non solo, ma abbiamo la fortuna che un consigliere comunale nostro è anche consigliere dell'amministrazione della città metropolitana e quindi è facile per noi di coinvolgerla e di farla partecipe ancora di più di quella che ha già fatto perché è stata la prima firmataria di questa sottoscrizione. Comunque a oggi non sono stati sentiti ancora. I consiglieri città metropolitana? No, perché città metropolitana aspetta che noi facciamo la richiesta. Ma i consiglieri presenti del territorio. Peraltro la consigliera metropolitana a cui faceva riferimento il sindaco è la sua seconda consigliatura, quindi questo ci rafforza ulteriormente nella nostra posizione storico-culturale e nella istanza da rappresentare a Venezia. Certo. Altre richieste? Prego. Sì, grazie Presidente. Dunque, la legge è una legge importante, no? Parlo di quella statale,
che ha introdotto la tutela delle minoranze con tutte le ricadute sul piano culturale e anche sul piano così organizzativo all'interno delle comunità o funzionale all'interno delle comunità. E la legge nasce con un preciso intento e con un preciso razionale. Per cui in sé questa legge è portatrice di valori importanti, cioè la tutela delle minoranze. In linea generale questi percorsi vengono anche assecondati perché nelle comunità di riferimento c'è una rete, c'è una cultura, c'è una tradizione, c'è un mondo dell'associazionismo che spinge le istituzioni a questo tipo di riconoscimento. Io mi riferisco a quanto ha già detto la collega Arellini e la esplicito ulteriormente attraverso una domanda. Voi giustamente si parla anche di tradizioni, si parla di aree di confine, ma la mia domanda è questa: poiché in effetti anch'io quando ho letto la titolazione della delibera ho detto minoranze, tutela delle minoranze linguistiche qui a Portogruaro, e in effetti l'ho sentita quasi come dire un qualcosa di virgolette inaspettato. Perché? Perché nella comunità, no, nel tessuto, nella rete, sentori di in qualche modo che andassero verso questo orientamento dell'istituzione non li avevamo colti. Allora volevo avere conferma di questo, cioè questa proposta è nata nell'ambito della maggioranza o nell'ambito istituzionale, oppure vi è anche delle istanze che si sono manifestate lungo il tempo nella comunità da parte di associazioni, da parte di enti che in qualche modo hanno spinto l'istituzione ad agire in tal senso? Perché se così non fosse, ma chiedo conferma, allora lei non vuol dire, Assessore Geronazzo, che non deve passare come se fosse un escamotage o un elemento tattico per risolvere il problema del numero dei gruppi classe, perché in realtà il numero dei gruppi classe purtroppo è una conseguenza di una crisi demografica che non è congiunturale ma è strutturale, e ben altri strumenti devono essere utilizzati in qualche modo per cercare di dare delle risposte sulla scolarità e sull'organizzazione dei plessi scolastici. Ecco, quindi la domanda che faccio è la seguente: se questa istanza sia nata all'interno della maggioranza o se sia anche rispondente ad un sentire comune che è nato nella comunità da associazioni o da enti che in qualche modo hanno richiesto questo tipo di intervento. Da semplici cittadini che hanno chiesto anche sinceramente. Ma se andiamo indietro nel passato, per dire... Ma chiedo ora io. Scusa, no, per rispondere. Se andiamo un po' a ritrosi, non 100 anni fa, dico 10-15 anni fa, il Veneto orientale io intendo la zona portoghese, è sempre stata molto vicino al territorio friulano, anche se abbiamo comuni limitrofi che hanno fatto dei referendum addirittura per andare in Friuli, anche se Portogruaro non ha mai fatto veramente il referendum. Ma movimenti ce n'erano più di uno, quindi non è che ci siamo inventati questa, oggi da niente ci siamo inventati questa minoranza linguistica, capito? Cioè, è un percorso lungo, magari è stato abbandonato per 5, 6, 7 anni perché o nessuno aveva più intenzione di prenderlo in mano o perché non ci aveva voglia, però il percorso c'è, questo io dico. Questo volevo dire prima, volevo precisare che non è proprio nato da niente. Credo che il consigliere Bertoncello possa venire in aiuto in merito, che sicuramente si ricorderà del famoso comitato del Montemare, che tanto Focolare non è una cosa, c'era anche questa è ulteriore, c'era anche un referendum consultivo, all'epoca era sindaco Rabacchin, se il consigliere Bertoncello si ricorda, non ebbe valenza ufficiale, ma ci fu una sorta di referendum
referendum consultivo, mi pare nell'anno 97, Mi farà io gusto. c'ero. Signor Sindaco, posso? Prego. Alcune precisazioni. Le iscrizioni si sono chiuse il 31 gennaio. Mhm. Entro il mese di aprile e maggio ci sarà la definizione da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia dell'organico di diritto, quindi il riconoscimento delle classi che hanno i numeri minimi previsti per legge perché vengono autorizzate, anche perché questo è legato all'assunzione e alla definizione del personale docente e anche del personale ATA. Entro luglio, ma in genere avviene entro agosto, ci sarà poi quello che viene chiamato l'organico di fatto. Quindi non è che sono aperte le iscrizioni, non è che sono aperte le iscrizioni fino a luglio. Eventuali arrivi di alunni, perché io voglio capire se a Pratipozzo sono 9 le iscrizioni, bisogna trovare o da ragazzi già iscritti in altri plessi la disponibilità a iscriversi a Pratipozzo, o bisogna sperare che nel frattempo arrivino nuovi alunni che si iscrivono in classe prima, e sarà compito del dirigente indirizzarli nella classe che può accoglierli, sempre che dal punto di vista della mobilità e dell'organizzazione familiare questo sia possibile. È vero che quest'anno, per la gravità della situazione che c'è in Ucraina, possono arrivare bambini dall'Ucraina, ma il prossimo anno speriamo proprio di no, che non ci sia questa situazione. Se avete presente l'andamento demografico del nostro comune, il problema ci sarà e continuerà a esserci. Era per definire bene il quadro. Lo sappiamo bene. No, Ha fatto bene Terenzi, ha detto bene che il problema è strutturale e si risolve solo facendo bambini e solo facendo e avendo dei figli famiglie numerose. Questo è un problema strutturale, ma noi cercheremo al problema che è strutturale di cercare di andare incontro a tutte le problematiche per risolverle, almeno nel momento. Poi ogni anno sarà una dura battaglia su questo fronte. Cerchiamo di risolvere in tutte le maniere. Questo non è primario, ma è comunque collegato, e cioè sfruttando questa legge che dice quello che abbiamo detto, c'è anche questo risvolto positivo che non diventa, perché se no dovremmo solo applicare questa norma ma diventa una risposta trovata per questo problema, ma che risolve anche altri problemi, perché le associazioni che fanno pressione per comunque non dimenticare queste tradizioni friulane ce ne sono, anche io le ho ricevute, e quindi uniamo i due problemi, risolviamo i due problemi nello stesso momento. Non è un problema solo della scuola, anche se lo è importante, lo sappiamo benissimo, perché ci saranno travasi fino a luglio e speriamo che i travasi possibili anche da Giussago, perché no, se Giussago ne ha 18, 17, 18, magari 3 potrebbero andare a Lugnana, che sono sotto numero. Altre richieste? Passiamo al secondo punto, che è l'approvazione della Convenzione quadro per la gestione dei servizi e degli uffici in forma associata tra i comuni di Portogruaro, Cinto Camaggiore e Taglio Veneto. Quindi questi 3 comuni hanno intenzione di proseguire e potenziare le esperienze di cooperazione e collaborazione nell'ottica di migliorare la qualità e quantità dei servizi prestati per rispondere in modo puntuale alle esigenze delle collettività locali. Do la parola al sindaco che la illustra al meglio.
Sì, questo è una approvazione della convenzione quadro che c'era anche prima, che aveva dei tempi, aveva delle scadenze. Si rinnova questa convenzione mettendola comunque, allineando i tempi di scadenza, costituire fra i comuni di Portogruaro, Taglio Veneto e Cinto Camaggiore entro il 31/3, per esempio. Poi ci sarà la convenzione attuativa, per esempio sul sociale, questa è la scadenza perché è in scadenza proprio questo mese, e poi c'è la scadenza per i contratti, per il settore contrattualistico. È una convenzione quadro che ben la conoscete e non dice niente di nuovo, se non allineando i tempi di scadenza e dando la possibilità di creare proprio, approvare lo schema, il quadro attuativo sociale, socio-sanitario alla fine di marzo. Se ci sono domande. Qualche richiesta? Sì, articolo 2 appunto dice servizio in